Allora, Presidente, volevo chiedere un po' a lei, anche il settore artigiano che è altrettanto importante perché tutti questi apporti che vengono dalle novità, delle tecnologie di aziende che sono anche multinazionali, perché per carità alcune sono aziende molto grandi con pesi importanti, però danno delle strumentazioni di cui anche l'artigiano dovrebbe avvalersi, quindi non solo le imprese di costruzioni, ma l'artigiano, lei che è al vertice anche di un settore strategico, è in grado di apprendere? Ci sono anche artigiani giovani che hanno questa propensione o arranca? No, non arranca. E proporlo anche alla clientela? Perché non poi arranca per nulla, perché può darne prova, presumo, qualsiasi azienda rappresentata qui. L'artigiano è il posatore, è l'applicatore della novità ed è il più attento, perché i corsi di formazione generalmente vanno fatti agli artigiani, poi loro all'interno della propria azienda formeranno i propri dipendenti, ma l'artigiano si informa. Logicamente adesso abbiamo un artigiano che non è più quello che aspetta che il mondo giri, si informa, anzi certi artigiani cercano il contatto con novità anche aziendali perché vogliono essere i primi ad essere capaci di posare la lastra 300 x 150 perché dà valore aggiunto a se stesso, alla sua qualifica e alla sua qualità. Questa crisi ha portato vantaggi anche agli artigiani? Sì, li ha specializzati e il cliente tante volte viene messo a conoscenza dall'artigiano stesso. È quello che volevo chiedere, perché il non proprio valore tutti aggiunto sono vuole negoziarlo praticamente, vuole proporre al cliente qualcosa di diverso che magari l'altro artigiano o l'altra ditta non è in grado di fare. No, ci si accorge se questa novità c'è sempre, l'artigiano vuole fare corsi di formazione. Ultimamente noi come Confartigianato organizziamo repentinamente corsi di formazione di qualsiasi tipo, anche sull'innovazione, su qualsiasi tipologia di materiali e di tipologia costruttiva. Ma c'è l'interesse proprio. Faccio una domanda, ma secondo lei, sulla base di quello che dice, c'è ormai di tanta differenza tra l'artigiano e l'imprenditore? C'è un po' di differenza. Lasciamo stare gli investimenti, lasciamo stare la progettualità, ma in termini di conoscenza, perché ormai un artigiano deve saper fare le fatture, deve avere una programmazione, deve fare magazzino. Ma è questo il motivo che ha rallentato un po' l'evoluzione dell'artigiano, perché lui era capacissimo di farla la cosa e poi si è dovuto imbattere nel mondo economico, quindi è diventato fiscalista, avvocato di se stesso perché non ha la potenzialità. Si avvicina molto all'imprenditore. È l'imprenditore. Attualmente adesso abbiamo rappresentanti dell'industria qui, ma non vedo una grande differenza tra i miei artigiani e gli industriali, anzi l'entità delle ditte industriali sono arrivate all'entità artigianale. Ma secondo lei il motivo per cui molte aziende sono ancora in crisi? Perché di fatto perché questa evoluzione giustamente è fatta da pochi all'inizio che sono davanti e poi comunque stanno trascinando anche gli altri. Logicamente uno che era abituato a fare la piastrella 20x20 rimane in quel mercato finché effettivamente ce n'è un po', poi quando si accorgerà, e si stanno accorgendo, che l'evoluzione c'è, entrano nel nuovo mercato della novità, giustamente. Però lei aveva detto un attimo fa, noi non abbiamo più bisogno di operai comuni. Questo è vero sì e anche no. Perché per esempio colleghi dicono effettivamente a noi ci serve ancora la conoscenza comune del metro quadrato di intonaco, che il ragazzo riesca a fare l'intonaco, ci serve assolutamente, ancora. Quindi l'operaio comune è evoluto, diciamo, cioè non limitato al comune, comunque a noi serve ancora l'operaio che sa fare la minuteria. Certo che deve avere le basi, quello però sempre. Serve. Io ho notato una cosa, la difficoltà che c'è nel comprendere che il proprio lavoro, quando uno lo fa il metro quadro, è solamente una parte del progetto. Cioè la difficoltà di comprendere che quello che fa è un semilavorato che poi passa nelle mani del fabbro che deve fare la cornice, quindi il cappotto deve essere allineato, non deve andare a coprire il frangisole che scende. Ecco, io ho notato che la difficoltà che c'è spesso è un'attività di coordinamento dei lavori. Quello che diceva prima anche che deve essere un insieme di... Sì, esatto. Ma soprattutto di abituarli che è un mestiere assolutamente di precisione. Noi insistiamo moltissimo. Nei corsi che abbiamo fatto ai formatori dei ragazzi, ai professori, abbiamo insistito soprattutto su questo aspetto. È un mestiere come fare un orologio svizzero, perché quando io ho sbagliato a girare la guaina, ho creato un danno. Quindi sta diventando un mestiere veramente importante.
Certo. Cosa che invece fino a qualche anno fa non era. Non era. Posso dirvi una mia battuta? Sì, dopo. Io ritengo che il costruire non è una professione, è una mentalità. Cioè, è una cosa che va approcciata con una certa mentalità, ok? E il fatto professionale è riduttivo, secondo me, perché tutto sommato devi essere a conoscenza, giustissimo, che è un insieme di competenze che vanno fuse assieme, ma a me piace dire, siccome l'italiano capisce gli esempi automobilistici, ok? Per cui lei mette 2 persone su 2 macchine uguali, uno fa 3 secondi in meno sul giro e l'altro di più, vuol dire che c'è modo di farla andare la macchina, d'accordo? E questo dipende, e voglio fare un'altra precisazione, nella differenza tra conoscenza e competenza. Qual è la differenza? La conoscenza non scade, cioè la competenza c'è una fregatura che è tecnica e specialistica e domani mattina lui inventa un'altra cosa e ci devi adeguare. Io ho il concetto di conoscenza del giocattolo, so che c'è una certa cosa, non mi interessa sapere come l'ha preso per fare l'attacco della doccia, mi segue? So che c'è il problema, qualcuno che ha la competenza per farlo andrà a risolvere il problema, mi seguite come ragionamento? Cioè, questa è la cosa che è fondamentalmente diversa, mentre secondo me il fatto del costruire, io ho un'idea molto chiara, il sistema deve tornare baricentricamente a chi ha la competenza per coordinare tutte le operazioni, secondo me le imprese. Questa è la funzione dell'impresa. Okay? Che è cioè nel senso, anche i nostri professionisti, progettisti, bravissimi, ma sono troppo oberati dalla burocrazia e studiano troppo poco. Ok? Qual è il ragionamento? Scusate, so che è un'affermazione, io sono architetto, lo posso dire, mi sto sparando sui piedi. Abbiamo gente bravissima, adesso stiamo facendo obbligatoriamente una battage di corsi di formazione di tutti i generi, ok? Bon. Per fortuna, grazie a Dio, perché ogni tanto trovi qualcuno che... ok? Mentre noi, costruttori, questa cosa dobbiamo coordinare e correggere le bozze degli architetti. E chiedili su questo terrazzo da 30 metri l'immondizia, dove la metti? Cioè, scusate, facciamo un discorso molto chiaro. Una visione sistemica No, ma infatti quello che dicevo prima dobbiamo essere operativi su questa cosa, perché poi noi l'appartamento non lo vendiamo, se il cassonetto blu, verde e giallo non ha un posto dove metterlo, ho fatto sta cosa meravigliosa, una visione sistemica del problema, e del poi progetto. vi dico l'ultima, poi ho finito, mi taccio. Chiaro. Ma scusate, abbiamo la Toyota, che è la prima, adesso è tornata prima perché Volkswagen ha avuto un problemino di mal di testa, casa automobilistica al mondo, e ha tutta la gamma elettrica. E noi dobbiamo aspettare Roma che ci dica di mettere le prese specifiche sui garage, scusate, cosa stiamo aspettando? Allora ce lo deve dire Roma, un legislatore che si alza al mattino e fa una legge tipo quella sull'omicidio stradale, per carità del Signore, ok? Per dire che con 30 euro metto un filo più grosso, faccio una linea diretta e metto una bella presa adatta per la ricarica, scusatemi. Cioè, che non deve andare al parcheggio del supermercato a ricaricare. Su questa cosa, per cui di queste cose i nostri cantieri sono pieni. Chiaro, no? E mi fermo. Una battuta di chiusura che avevo chiesto appunto ingegnere. Quindi sì. un consiglio agli addetti ai lavori, perché ai consumatori abbiamo visto. Un consiglio agli addetti, allora, avere fame di novità, non aver paura del nuovo, d'accordo, e cercare la collaborazione, le sinergie. Ogni ruolo è importante, noi nei nostri cantieri facciamo partecipare alle riunioni chiunque, da chi passa i fili elettrici a chi monta le maniglie, perché tutti si devono sentire importanti per il risultato finale, d'accordo? Ma soprattutto non aver paura della novità e credere nell'innovazione e provare. Non aver paura, questo è molto importante. L'importante è crederci. Dottor Bernardoni, solo una cosa, per lei, la vostra è un'azienda di che dimensioni? Noi siamo nati 3 anni fa come una start-up e oggi siamo presenti in 4 continenti. Perfetto, quindi è un'azienda nata dal nulla e è cresciuta. Sì. Il sistema Italia è funzionale a realtà come vostra, estremamente innovative, spinte, competitive per Bella domanda. Lo so che... Tengo presente che noi per 2 anni abbiamo venduto soltanto all'estero. Ecco. Poi, qual è il limite più grosso che lei ravvede? La frammentazione del mercato italiano. Il mercato italiano è estremamente frammentato, cioè lei all'estero parla con 10 soggetti, ha parlato con tutto il mercato. In Italia lei deve parlare con 2000 soggetti e quindi per un'azienda che deve far conoscere un prodotto nuovo sul mercato italiano dove non è mai stato presente, conoscendo noi bene il mercato italiano, è estremamente faticoso. Per questo
abbiamo deciso di non andare su questo mercato per i primi 2 anni, poi a causa di un'altra trasmissione televisiva da un giorno all'altro ci hanno conosciuto quasi tutti e siamo stati costretti ad affrontare anche l'Italia. Esattamente. Ma la frammentazione dell'impresa è il vero problema che abbiamo. Infatti siamo il cosiddetto piccolo e bello, Sì. Adesso sembra che sia diventato piccolo, non è più tanto bello, però insomma bisogna sempre resistere, però far sistema, perché anche un piccolo che fa sistema, fa rete, può portare ricchezza a imprese. Per voi siete una multinazionale a questo punto, tutta un'altra questione. Noi siamo un'azienda di capitale totalmente italiano a socio unico, però abbiamo stabilimenti dalla Germania, agli Stati Uniti, tante altre aziende in giro, eccetera. Sì. Si resiste però anche in Italia. vendiamo fondamentalmente, il nostro mercato è rivolto per l'80% all'estero. Questo derivato da tante cose, Certo, non che 10 anni fa fosse tanto diverso, era al 70-75, perché? Perché certe innovazioni purtroppo qui abbiamo qualche difficoltà. Io ho parlato di qualche esempio di referenza in Italia, ma molti di più li abbiamo all'estero. Chiarissimo. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi, siamo giunti al termine di questa trasmissione, il tempo è volato perché tante cose sono venute, almeno speriamo di avervi aiutato in qualche modo a conoscere tanti elementi che ci possono essere e anche di chi è del settore, quindi imprenditori, ad avere quello stimolo perché, come diceva anche la Presidente, la formazione, la crescita e poi come dicono imprenditori che hanno osato, hanno avuto il coraggio, che non hanno avuto paura, questa cosa è molto importante, anche l'architetto Cazzaro e tanto l'ingegner Furlan l'hanno detto, di andare oltre, quindi provare il nuovo, un successo, un risultato l'hanno conseguito. Grazie ancora, grazie anche a Luigi Sposato che ha contribuito con le sue domande e curiosità con le mani in pasta, ecco lo possiamo dire, a questa trasmissione e a voi di averci seguito. Appuntamento a domani come sempre, grazie, buonanotte. Luigi Sposato, presidente Eurointerim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Bravo Italia è un marketplace di Eurointerim Servizi SPA e del gruppo quindi Eurointerim Agenzia per il Lavoro. Intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende che hanno un prodotto italiano, quindi Made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano, si mettono in vetrina i propri prodotti e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto Made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi deve dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dalla India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelle di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace
può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è from Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.